È ripresa intensamente l'attività di vaccinazione della popolazione a Realmonte, iniziata lo scorso mese presso la scuola Garibaldi, sede del punto vaccinale. Numerosi cittadini che per l'occasione si sono presentati sia per la inoculazione della seconda dose che per la prima. Le attività sono state coordinate dal responsabile comunale della protezione civile Vincenzo Cottone e da numerosi volontari. Una grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Sabrina Lattuca per la capillare adesione della popolazione realmontina a vaccinarsi, invitando tutti i cittadini a presentarsi al fine di proteggere l'intera comunità, debellare il Covid-19 che ha strappato alla vita tanti cittadini della comunità realmontina e non solo. Oggi pomeriggio a Realmonte abbiamo ripreso le attività di vaccinazione della popolazione. Oggi è una prosecuzione in parte della seduta che si è svolta il giorno 6 di luglio. Oggi ci sono le seconde dosi e altre prime dosi, per un totale di 135 persone che vengono oggi sottoposte praticamente a vaccinazione. Praticamente abbiamo avuto un grosso riscontro, un grosso incremento in questa seconda seduta. Ovviamente la cosa ci comporta molto e ci sprona ovviamente a incrementare questa attività. Siamo presso l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte per la seconda somministrazione del vaccino, la seconda dose. In più abbiamo preso le adesioni per la vaccinazione ex novo di tanti cittadini realmontini. Cosa dire? Lo abbiamo detto più volte, bisogna vaccinarsi perché solo la scienza e la medicina può garantire che questo maledetto virus non porti al decesso. Purtroppo Realmonte è una comunità piccola e abbiamo già avuto 3 soggetti che sono deceduti a causa del Covid, o per le conseguenze del Covid dopo essere guariti, o come è successo per una nostra concittadina morire a seguito del Covid in ospedale. Io l'ho detto già in precedenza, rispettiamo le norme, rispettiamo le regole, vacciniamoci in modo che si possa uscire tutti insieme da questo terribile tunnel e buttarci alle spalle questa terribile pandemia.